Abbiamo ascoltato con attenzione il punto di vista e le preoccupazioni che ci sono state esposte dai presidenti degli ordini degli avvocati di Padova, Vicenza e Treviso in ordine alla proposta di istituire un nuovo tribunale della Pedemontana. Le ringraziamo del confronto. Come sindaci abbiamo deciso di chiedere un incontro al ministro Nordio per valutare le migliori modalità volte a difendere gli interessi dei nostri territori in un'ottica costruttiva e di collaborazione reciproca. Firmato Sergio Giordani, Mario Conte e Giacomo Possamai. È questo che vi proponiamo, così come è arrivato, corredato da una foto dell'incontro, il testo di un messaggio che nelle scorse ore ha causato una specie di terremoto nel Veneto centrale. L'epicentro, come spesso succede in questi ultimi mesi, è ancora una volta a Bassano del Grappa, per la precisione dalle parti di via Marinali. Da quella che dovrebbe diventare la sede del Tribunale della Pedemontana, ma che ultimamente si sta trasformando in un castello medievale con tanto di fossato e immancabile assedio. Già, perché una presa di posizione da parte dei sindaci di Padova, Treviso e Vicenza andrebbe sostanzialmente a rafforzare il fronte contrario al progetto, alla faccia di quanto l'intero territorio chiede da anni. Non solo i sindaci, che negli ultimi giorni stanno facendo sentire la propria voce nel TG Bassano, ma avvocati, ordini professionali, cittadini, tessuto commerciale e politico. La nota diffusa dai primi cittadini di Padova, Vicenza e Treviso è piuttosto vaga, ma c'è un passaggio che ha fatto saltare la mosca al naso ai bassanesi. Perché difendere gli interessi dei loro territori in questo caso vuol dire mettere da parte gli interessi sacrosanti di 500.000 abitanti di 3 province con un PIL equivalente a quello di un piccolo stato benestante. E poco importa che il governo abbia già ribadito più volte che il Tribunale della Pedemontana non andrà a drenare risorse a quelli di 3 capoluoghi. L'impressione, per il momento, è che Giordani, Conte e Possamai siano stati tirati per la giacca, come si suol dire, ma questo vuol dire anche che la posta in palio è enorme e che qualcuno andrà a tirare per la giacca a sua volta il ministro della giustizia. Vuoi vedere che a forza di tirare va a finire che qualcosa si strappa?